Serie B-Win, tutti i colori della passione. Al San Nicola di Bari in campo per il posticipo della 14ª giornata della Serie B-Win. Bari e Verona, con il Bari di Torrente a 20 punti in classifica, ha voglia di rientrare in corsa per quelli che sono i playoff, deve scavalcare la Sampdoria che ha 21. Il Verona invece di Mandorlini segue a una lunghezza 19 punti, vuole tornare a fare sul serio esattamente come nella scorsa stagione, dove riuscì a essere promosso in Serie B. Arbitra Pinzani, e prima della sfida è stato osservato un minuto di silenzio in onore degli alluvionati di Genova. Comincia la sfida delle 19 della 14ª giornata di Serie B-Win con il Bari che si fa subito pericoloso sulla corsia di sinistra. Arriva il pallone a Caputo che fa tutto da solo, entra in mezzo a due uomini e calcia con il destro a giro sul secondo palo. Davvero una conclusione strepitosa da parte del capitano del Bari. Continua la squadra di Torrente, pericolosa ancora su quella catena mancina, dentro per Caputo, ottimo l'inserimento, Bellomo arriva con un attimo di ritardo e allora Rafael smanaccia e allontana la minaccia del Bari. Ci prova però anche il Verona con questo tentativo ancora da parte di Russo che arriva sul pallone, prova a calciare, dall'altra parte arriva Alfredsson, l'islandese, con un attimo di ritardo col mancino, calcia sull'esterno della rete, occasione però anche per il Verona che però al 13° va vicinissimo al gol con Mareco che spedisce sul palo a porta vuota, vicino al gol il Verona con la punizione di Alfredsson poi che continua l'azione. Palla dentro per Maietta, questa volta è provvidenziale l'uscita da parte di Lamanna che frena Maietta e sarà anche rimessa dal fondo in favore del Bari, che poi riprova a rendersi pericoloso con questa azione sulla sinistra per Scavone. Il suo mancino va alto sopra la traversa, bella l'intuizione da parte del paraguaiano Rivaldo. Ancora Verona però con il colpo di testa di Russo e la parata di Lamanna a sventare la minaccia. 0-0 il primo tempo. Nella ripresa parte forte il Verona che prova subito a beffare il Bari con questo tentativo da parte di Alfredsson, il buon controllo di Ferrari che si insinua in area di rigore, scivola sul più bello, arriva Russo per il colpo sotto sull'esterno della rete. Una grande azione questa del Verona, manovrata con i piedi fini di Alfredsson. Ci prova poi anche il Bari con questa ripartenza ottima da parte di Stojan che vede Defendi sulla destra, il suo destro è fuori di pochissimo. Rafael sembrava comunque sulla traiettoria, bella occasione però anche per i pugliesi di Torrente. Si allarga però a macchia d'olio il Verona, il destro da parte di Gomez vicinissimo al gol del vantaggio. Buone le ripartenze da parte del Verona. Alfredsson in area di rigore, atterrato da Ceppitelli, secondo l'arbitro Pinzani si può proseguire, rimangono però molti dubbi, rivediamo anche da dietro. Sembrava che l'intervento di Ceppitelli fosse sul piede di Alfredsson, errore incredibile per Jorginho, ma sugli sviluppi del corner arriva il gol di Abate, 1-0 in favore del Verona al 82° della ripresa. Rivediamo, traversone di Alfredsson, la sponda di testa a rimettere in mezzo il pallone di Russo e Abate che arriva come un falchio d'aria per il tap-in che vale il vantaggio per il Verona e non solo, anche i 3 punti perché poi non c'è più tempo e non ci sono più occasioni. Verona batte Bari 1-0 e va sesta in classifica.